C'era una volta, in una terra verde e piena di mistero chiamata Irlanda, una giovane donna di nome Lelia. Lelia era conosciuta per la sua grande bontà e per il suo amore verso gli altri. Fin da bambina sentiva una chiamata speciale nel suo cuore, un richiamo verso qualcosa di più grande e luminoso. La sua anima vibrava al suono delle campane delle chiese e ogni volta che le sentiva il suo spirito si riempiva di una dolce pace. Lelia crebbe in una famiglia semplice, circondata dall'affetto dei suoi cari. Ma, a differenza degli altri, non era interessata alle cose materiali o alla vita comune. Passava ore in preghiera, cercando di ascoltare la voce di Dio. Un giorno, mentre pregava in una piccola chiesa, sentì una luce calda e dorata avvolgerla. Era un segno, una chiamata divina. Senza esitare, Lelia decise di dedicare la sua vita a Dio e al servizio dei bisognosi. Con il cuore pieno di speranza, Lelia lasciò la sua casa e iniziò a viaggiare per la provincia di Munster. Il suo cammino era difficile e spesso solitario, ma non si fermava mai. Ogni passo che faceva era accompagnato dalla fede e dall'amore. Ovunque andasse, portava con sé un messaggio di pace e di speranza. Un giorno arrivò in un piccolo villaggio che si trovava vicino a un fiume scintillante. Il villaggio era pieno di persone che soffrivano per la fame e la malattia. Senza pensarci due volte, Lelia iniziò a prendersi cura dei malati, a sfamare gli affamati e a consolare chi era triste. Le sue mani erano come quelle di un angelo, capaci di guarire e di portare conforto. La fama della sua bontà si diffuse rapidamente e presto molti vennero a conoscerla come una santa vivente. Nonostante l'ammirazione delle persone, Lelia rimase umile e modesta. Sapeva che il suo vero scopo era servire Dio e aiutare il prossimo. La sua fede era la sua forza e la sua missione era chiara. Durante i suoi viaggi, Lelia fondò diverse case religiose, luoghi dove le persone potevano trovare rifugio e pace. Questi luoghi divennero faro di speranza per molti, grazie alla sua dedizione e al suo amore incondizionato. Uno di questi luoghi era chiamato Killili, un posto speciale dove la sua presenza si sentiva in ogni angolo. Le persone venivano da lontano per pregare e trovare conforto nel suo nome. Il tempo passava e anche se le sue mani si facevano più stanche e il suo corpo più debole, Lelia non smetteva mai di donare amore e speranza. Un giorno sentì che il suo tempo sulla terra stava per finire, ma non aveva paura. Sapeva che il suo spirito avrebbe continuato a vivere nei cuori di coloro che aveva toccato con la sua bontà. Alla fine del suo viaggio terreno, Lelia chiuse gli occhi e si addormentò dolcemente. Le campane delle chiese suonarono in suo onore e il cielo sembrò risplendere di una luce più calda e dorata. La sua memoria rimase viva e il suo nome venne pronunciato con riverenza e amore. Ancora oggi il ricordo di Lelia vive nel cuore delle persone. La sua storia di fede, amore e sacrificio continua a ispirare e a portare speranza a chiunque la conosca. Lelia, la santa senza tempo, il cui spirito di bontà risplende eterno come le stelle nel cielo irlandese.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.